o il nostro Piero, anche non da cimitero a dire sulla preghiera sulla tomba, perché lui gli fa sbrusare, guarda lei cosa me sta, scatolire sendere, negodote, al semina cosa me sta lì settimana passata. Oh Beppo, io mi ha confundi, alla scambia per il Piero e non mi chi Allora Teresa, in quanto originale, qual meglio Piero hai che manca proprio ne votane. Pensa che te, prima adesso trasò, per puro de des da foto comò, a me tocca promettiga, le mettiga detti nella cassa, o il cellulare. che di carabinieri? Il cellulare lì, col telefonino, che te la sete, la dura adesso e che la tem in carsera, non va in giro. Scusa, ma cosa ne fai? Del telefonino in casa? Te lo dici? Se per caso lui si deve dare a fuoco. Ma come si chiama? L'amore trasparente. Molto apparente. Molto apparente. Se per caso lui si deve dare a fuoco comune, l'avresti fatto il telefonino, no? E l'avresti chiamato per dire che lì avevi famo e che me li ha fatto su per sbaglio. Ma allora cosa che fa l'abbonamento alla team? Avevo comprato una tesserina di 10 euro e quello per dare la rete. Però a me anche avreste confessato il lavoro. Lui a essere a fare prometti che metti i gradetti nella casa o il telefonino e la tesserina. E me, per versa a posto con la coscienza, lo faccio. La cosa che devi E con mia metti della batteria. Senza mai che lei saresta in cura testa apposta per farla a me. Certo che Lucrezia, che mi ha proprio dato un bel ricordo, non è detto quartiero. Cos'è? Ma pensa che te alla mangia confina la bicicletta per andare all'osteria, ne? E infine alla sempre per parte, naita, talmente grande che qua che era tenuto. Pensa, che tutti gli ultimi che mai dia mangiare noi. Allora ciao, aspetterai. E da questa maniera, perché ti sia che se invece di mangiare a me mi tira sotto la clossa, adesso anche avrei sbagliato poi a più del problema. E capito Teresa? prima di scusare che era siete in Certo che avresti già capito, ma l'amore, ma sei la pensa che la sera, proprio che la sera che il mio papà e la mia mamma mi viene da la sera di coscreci, a che le prometti e fare nessunità, con me o no, e a che le dici che come segnale, a che avrei sbuttato su dalla finestra, e una moneta di 600 franchi. Oh, me la moneta a quello buttato su. Sotto c'è anche i verdure spiegate che riesco. Ma lui non mi ha riato. Allora il dopo, quando lui stava a funzionare il tema, avevo domandato per maniera le mie misse. E lui, che il brettegno, arriva a dire che lei sta giù per due a cercare la moneta di 600 franchi. E invece la mia ira, era una moneta del 600 franc, era una moneta del 100 franc, moneta di una. Oddio mio, ma che sei? Ma che sei? Se, o il Piero, o il Topoeron, se che ti fai meglio di disperazione, che arriva una brutta bestia come te, come muore, o il Piero, se, o il Lindenù, o il Lazarù, o il Maia va a tradimento. Santa Vergine della gamba, Madonna mia che dura, Madonna mia seria, ma sta sente male, Madonna mia, guarda che
bisognerebbe sentire mamma. Se lui vuol tirarla su insieme con i suoi angeli, sia fatta la volontà del Signore. Guarda che bello! Mamma, ma per me la Lucrezia è molto stenca, Che? È una foto del cuore! Ma generale! Cioè, me pensi, adesso sai cosa succede? Se la giusta è che pensi, tutte le nostre tribolazioni che avreste finito. Allora te, era mia dit che se mi via lui che la cacchè, te sareste tinta. Ecco, adesso che ti mantiene la tua promessa. Va bene. Aveva poi vestito, scopri il vestito là sotto un attimo. Cioè, al massimo è ira, oltre che curiti della prima anima che ne stinca da fuoco che la caghe. Alleluia! Alleluia, meno male! E proprio partite. Però al Piero, mamma, la mia mantenina sono promessa, Sì. Qual è la promessa, Maria? che era de pensai quando partia e non era mettici con l'orso il papà, No, aspetti, o è che la metti in su e la busta. Spiegazione su dove il Piero Pacciò che ha nascosto le palanche. Allora, la derve? la mamma dervela. La derve? Dervela doca! Che lo fai in mal de che? Allora, che mi aspetta che è il momento che no, mamma dervela. Cioè, o terrarsina che me, a Goldi avete mellifluo la pensione arteriosa, dove le resme che verremo su, ma meglio anche con l'asso circonvallatorio. La saga in ma mi spiace la testa. Dervela doca mamma. Cioè, ma ascoltimi, ma cosa me farai da tutte quelle palanche che? Me desmette sempre di lavorare andando all'istituto di bellezza e massa fuori fai l'aer massa fos giù un fastone massa fos giù un fa Allez, madame! E te di me ci sei, te diventa tuo valore! E invece, ne sei contenti di molto meno. Una bella Ferrarina, rossa, e va niente avanti all'iso al bar. Adesso una bella moretina e può fare son fino a son di Maldive. con la macchina cosa Stavo cantando che sono comunque di Maldive. Sognare solo la ferrovia fino a lì. Caremi di paperoni, sareste lì a me invece sai quante che gli è prima che le palanche che prima di spendere. Per esempio, ma si accontentereste del voto del meno di volte. È una bella pelliccia di visone, come quella della Maria Bagnata, la massima la principessa del pisello. Dopo una bella asca di bagno, di quella che non si ciocca con l'acqua di tutti i bande, per curare
ci vedono romantici che godono. Aspetta, questa c'hanno la vacus. Ma no, la jacuzzi. La vacus. Dopo des 20 euro alla Lucrezia per fare di una commesse al nostro padre, al vostro padre e a mio, che le staci se generose della sala Sofia hanno dato alla nervista del Moderna loca. Cosa aspetta? ma che va saccare nel cuore, no? Gentile, no, le me che indagative già. Anzi, abile anche pure. Comunque reale. Gentile famiglia di Piero Baciò, che siete. Grazie per l'ospitalità e guardate che la settimana approfitto della partenza per l'aldilà della mia Lucrezia per correrci dietro poi io, meno male. Così si apre ancora una volta la bocca e gliela sero subito io. E arrangerà poteca vega. E così vi liberate anche della buonanima del Piero Saunetta. Sì, ringraziato il Signore che le dà. Volevate sapere in dov'è che il vostro Piero ha scondito le palanche? Ve lo dico bello chiaro. Quando è morto, al momento di serrare giù la cassa, un notaio confuso nel mezzo degli ospiti gli ha messo dentro tutte le sue palanche. E erano soltanto le sue e aveva deciso di portarsele dietro nell'aldilà. Io il mio dovere l'ho fatto, ciao, ci vedremo lassù, il vostro Piero Saunetta. Disgraziato, porco di trucco, e me che deve sempre risorge alla Lucrezia per fare di messe. E adesso cosa fai, mamma? Non è semplice. Dai, andiamo al cimitero, andiamo fuori la casa e tira poi palanche o no? Che cosa siete di scemo? Ma sarà gorda mia che se fai brusare palanche gli brusare insieme con lui. Oh, stupidi della Madonna. Che disgrazia. Che disgraziato le ridì. Il disastro, Ale. Disgraziato. Anna. Guarda Piero, che è stata che la mia de farla. Ceneri appartenenti al defunto Piero Baciò. Adesso c'è, ma vendi che me. Mamma, ma è che sta sul papà del cesso? La fresca stagione intera c'è, ma chi ne sai che quando sono andata là per far brusare, a che anni fa, a dove figlio e femme basta, al suo mio se le metti dentro palegna o cos'è, fatto sta che anni fa ne go, sono stati a mettete un po' di sente della stua anche la cassettina per la favore l'idea desga che a morto spade.
Chat. A me si ricade il dannato, noter ed è per noter. Ciao Ferrari, ciao Ascadevan, ciao pelliccia di visone. Addio silicone! E capì, cari miei amici, che si stai che tutta la sera a ascoltare la nostra avventura. Adesso, devi muovere le orecchie, perché è un lavoro importante da dire. Aghe, il proverbio bergamasco, che se mi ha inventata apposta per la nostra storia. E dice, chi ti aspetta, di scarpe di morto, mi cammineranno per lì tutta la età. La compagnia Fides et Labor ringrazia il pubblico intervenuto e l'Aido di Alzano che ci ha ospitato. Passo velocemente a presentarvi i componenti della nostra compagnia. Angeli, Giorgio Pellizzoli e Adriana Calvi. Don Redento il parroco, Aronne Luzzana. Piero il fantasma, Manuel Piazza. Lucrezia, la moglie di Piero Fantasma, Sara Ghidotti. Medium, Marco Scarpellini. Candido, aiutante del medium, Paolo Belotti. Mago Maghino, Renzo Ghilardi. Teresa, Alessandra Lombardini. Pina, sua figlia, Valentina Vertuani. Beppo, suo figlio, Claudio Zanchi. Rammentatrice Rosanna Gelpi. Tecnico audio e luci Federico Zanetti. Le scenografie sono state curate da Giorgio Pelliccioli e la regia da Renzo Ghilardi. Grazie a tutti per la vostra partecipazione e buonasera a tutti. Grazie. Salita.
io l'ho visto una volta, non so come Però